Una notizia mozzafiato direttamente dalla Gazzetta dello Sport. Il PSG sta intensificando gli sforzi per assicurarsi uno dei giocatori più ambiti del Napoli. Prima di svelarvi tutti i dettagli di questo affare roboante, godetevi questo video e iscrivetevi al canale per non perdere nessuna notizia sul mercato dei trasferimenti. Il Paris Saint-Germain è deciso a portare Khvicha Kvaratskhelia in Ligue 1. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club francese ha fatto offerte audaci al Napoli, includendo nell'affare giocatori di grande nome come Marco Asensio o Randal Kolo Muani. Inoltre, gli intermediari parigini hanno ventilato l'ipotesi di inserire Milan Skriniar in un pacchetto da 50 milioni di euro. Tuttavia, il Napoli, guidato da Antonio Conte e con le decisioni strategiche di Aurelio De Laurentiis, ha mantenuto una posizione ferma. Il messaggio è stato chiaro: non c'è alcun interesse a scambiare i giocatori. Si prenderà in considerazione solo una cessione diretta. La cifra stipulata dai partenopei si aggira intorno agli 80 milioni di euro. E qualsiasi offerta inferiore a questa cifra difficilmente andrà in porto. Il georgiano, che ha brillato in Serie A, è sempre più vicino a un possibile addio. Secondo alcune fonti, il suo agente, Mamuka Ujeli, è in trattative attive con il PSG dalla scorsa estate, quando le trattative non sono arrivate a una conclusione. Con un contratto di 5 anni e 11 milioni di euro netti all'anno già promessi dai francesi, il trasferimento è sempre più vicino a concretizzarsi. E voi, tifosi del Napoli, pensate che la partenza di Kvaratskhelia per 80 milioni di euro sia giusta? O il club dovrebbe tenere il georgiano a tutti i costi? Lasciate la vostra opinione nei commenti e continuate a seguire il nostro canale per ulteriori aggiornamenti su questa telenovela di mercato.